Si susseguono gli ospiti al Museo del Calcio Siciliano di Nodonia San Pierniceto. A far visita il 3 agosto sono venuti Michelangelo Sulfaro, portiere messinese e che ha giocato molti anni in Serie A tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80, Franco Polizzo, centrocampista che ha giocato in molte squadre siciliane e non, e in maniera particolare a Milano nella Massimiliana e nel Messina, dove ha chiuso la carriera. Poi erano presenti anche gli ex calciatori Angelo Rodilosso e Benito Lucentini. Ad accogliere i prestigiosi ospiti, oltre a un emozionato Nino Donia, erano presenti Peppino Battaglia, Giovannino Camuglia e Giovanni Rodilosso. In collaborazione con Franco Vinizzotto, giornalista di Vetrina TV, abbiamo realizzato la seguente intervista. Carissime amiche e carissimi amici, 9 illustri ospiti arricchiscono il museo di Nino Donia. Ospite che quest'oggi faremo presentare lo stesso Nino Donia, perché sono degli ospiti veramente illustri che hanno calcato campi anche di Serie A. Nino, presentaci i tuoi ospiti. Prima di tutto presento Angelo Rodilosso, che l'ho marcato io quando era nella Rodilosso, a Pace Mera. Poi Sulfaro, che ha calcato i campi di Serie A e veniva dalla scuola di Pavastrelli. Poi un certo Polizzo, è la storia del Messina, il signor Lucentini. Il mio fratello ha calcato che i campi Lucentini, non c'è sì, più, sì. è venuto a mancare, lo rappresento. Per me è un onore avere queste persone accanto a me e al mio museo. In base al ruolo, iniziamo dal portiere allora e cominciamo con Michelangelo Sulfaro. Da Messina alla Lazio, alla Roma, alla Fiorentina, alla Rossi Vicenza, però ci dici tu la carriera, scusa tu del tu, però La carriera è molto ricca, Sì, io la prima volta che sono stato convocato in Serie A fu col Messina nel 63, quando Mannocci mi convocò perché si era fatto male, mi sembra Geotti, sì, perché eravamo io, Geotti e Rossi, io giocavo in De Martino. Da Messina, forse è stata la mia fortuna, mi hanno dato via, sono andato a Crotone, a 3 anni a Crotone, dopo sono stato alla San Benedettese e dalla San Benedettese iniziò la mia vera carriera alla Lazio. Lazio, Fiorentina, Roma e Vicenza in Serie A. Vicenza ai tempi di Paolino, dove sono stato 6 anni, sono stato veramente molto bene. Ricordiamo Paolino. Paolino purtroppo non c'è più, era un ragazzo eccezionale, uno col quale si stava molto bene, sempre col sorriso sulle labbra, un ragazzo veramente. Ricordo che quando venne a Vicenza, lui venne dal Como dove aveva giocato una partita, venne a Vicenza e la fortuna sua fu che Vitali, che era il centravanti del Vicenza in quel periodo, andò via. In ritiro, eravamo a Rovereto, mi sembra che eravamo in ritiro, andò via e fu la fortuna di Paolo. Così, non avendo nessun centravanti, lui giocava alla sinistra, non avendo nessun centravanti, GB, Giovan Battista Fabbri, lo provò lui centravanti e fu la fortuna del Vicenza e soprattutto di Paolino, perché fece 21 gol. Mi hanno detto, dice, l'anno prossimo in Serie A non tocca palla, ne fece 24. E siamo arrivati secondi noi quell'anno col Vicenza in Serie A. Noi e il Torino 51 punti, mi sembra, dietro la Juve. Comunque sono bei ricordi. E un altro ricordo di quel campionato, faccio il nome, Rivera, che ti ricordi? Rivera mi ricorda la cosa più bella, forse a Milano col Vicenza, era la prima partita che giocavo, dopo 5 minuti rigore contro, parai il rigore e vincemmo 2-1 a Milano. Vincemmo 2-1 che fece gol Faloppa e Damiani, mi sembra, sì. E vincemmo 2-1 e ci salvammo. Le prime 8 partite che ho giocato io col Vicenza, 5 vittorie e 3 pareggi, fra le quali vittorie contro l'Inter, contro il Milan, contro il Napoli, che allora erano secondo e terzo, mi sembra, il Napoli, dietro la Lazio, vinse lo scudetto la Lazio quell'anno. Il portiere allora e il portiere oggi. No, il portiere è tutto differente. Oggi non avremmo potuto giocare, con i piedi che ci ritroviamo, guarda, oggi giocano più coi piedi che con le mani. Mi
Mi ricordo una frase detta da Zeman, guarda, lui alla Roma gli avevano preso un certo Goicea. Ricordo che dice questo è un fenomeno coi piedi, ma poi l'abbiamo visto pure con le mani però. Poi un ricordo di un'altra persona importante per la sua carriera, maestro Bavastrelli. Bavastrelli è stato tutto, è stata la persona per la quale mi sono trovato in mezzo al calcio io giocavo sulla spiaggia con gli amici e giocavo pure centravanti, non giocavo nemmeno in porta. Un giorno arrivò lui e col suo saper fare mi dice senti, mi manca il portiere, tu sei abbastanza scemo per giocare in porta, mi disse. Ecco qua che ha cambiato la mia vita. Sulfaro oggi. E Sulfaro oggi purtroppo ormai vecchiotto, porta avanti i figli e chiuso qua. Io col calcio una volta che ho smesso di giocare ho chiuso perché avevo una mia attività, ho portato avanti la mia attività, avevo un magazzino di oli alimentari all'ingrosso, ho portato avanti quello fino a quando purtroppo non è morta mia moglie, ho lasciato tutto insomma. Per concludere, la parata più bella oltre il rigore, parata Rivera? Una parata che Ce ricordi... ne sono state tante, però chi si ricorda più 60 anni fa, guarda. È duro, ormai i nostri ricordi sono andati purtroppo. Facciamo l'ultima più bella parata di un portiere di oggi. È quella di Donnarumma contro chi era? Contro il Belgio. Contro il Belgio la parata sul biondo, non mi ricordo. La come si reattività che chiama. avevo. Molto reattivo è stato su quella palla, guarda. È uno dei migliori portieri nel momento attuale, anche se adesso in Serie A ce n'è qualcuno di italiano discreto. A me piace parecchio quello del Cagliari, Cragno, piace pure quello della Sampdoria e piace pure un altro, quello che è andato all'Udinese adesso, però già quello dell'Udinese è un po' più grande degli altri, quindi ci sta qualcuno adesso di italiano che può giocare o può essere citato insomma. Dal portiere passiamo all'attaccante, Franco Polizzi. Attaccante no. Non è stato mai un attaccante. Mezzala, dai. I gol li I gol li faceva, Sì, però- faceva, fatto i gol li faceva. grande mezzala. 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 Ora hanno tutti i nomi, esterno di destra, esterno di sinistra, esterno d'attacco. Polizzo. Ho fatto tutti i ruoli. Tranne Pure il portiere ho fatto. pure il portiere. Terzino, Perché portiere, una volta non c'era il stopper, ricambio. mediano, No, mezzala, pure centravanti, io alla ricordo- destra, alla sinistra, tutti i ruoli. Polizzo significa ricordo del Messina storico in Serie A. Messina storico io non c'ero in Serie A, ero quando il Messina è entrato in A io ero ad Arezzo, perché il Messina mi aveva dato in prestito all'Arezzo e poi sono stato poco, perché ho litigato, cioè mi hanno messo fuori squadra che non meritavo e quindi me ne sono ritornato a casa. La carriera, diciamo tutta la carriera allora, dai. La carriera è stata lunghissima. Io ho iniziato a 14 anni e ho finito a 42, perciò ho giocato a livello professionistico, sono stati una ventina d'anni perché ho giocato 7 anni col Messina, un anno in Pio e 6 in C, 7 anni con la Massimiliana, con Pietro Anastasi, abbiamo vinto il campionato, siamo andati in C, poi lui è andato a Varese, E poi dal Varese è passato a Catania. Era un fratello per me, Pietro. Sia lui era eccezionale, era l'unità di Dio in campo, non riusciva a fermarlo nessuno, perché aveva una velocità, una rapidità nei movimenti che era eccezionale, i gol li faceva. Glieli facevo fare anche io. Oggi quegli attaccanti là facevano Ce ne 50 sono, gol. Con i difensori di Era- oggi Era fortissimo. sono tutti aggrappati. Poi gli avevo oggi, guarda. fatto comprare casa a Rometta, quindi è stato 12 anni là vicino, eravamo vicini sempre a casa mia a mangiare, quindi eravamo sempre assieme. quindi lei adesso vive a Rometta. No, io ho la casa a Rometta d'estate, io vivo a Messina. Segui il calcio ancora? No, Basta. basta il calcio. Ogni tanto vado a vedere qualche partita di Messina. Altri tempi.
Altro calcio. Abbiamo vinto il Altro campionato, calcio. abbiamo portato lo Celeste. scoglio la Gioese in C nel 82, avevo 42 anni, quindi poi ho smesso di giocare. Il gol più bello? Scoglio c'era, Scoglio, a Gioia. Scoglio, sì. Ha chiamato Scoglio, dice mi deve aiutare, dobbiamo portare la Gioese in C. Lui aveva grande fiducia. Tanto c'era Nina Regò. Davo l'esempio agli altri. Io a 42 anni ero sempre in testa che mi allenavo, facevamo 4 allenamenti, o 5 pure la domenica con Scoglio c'era. Sì, Scoglio. E quindi Era un martello, era. poi l'ho portato a Messina, lui veniva, io ho portato Massimino a Messina e Scoglio mi veniva a dire vedi che voglio allenare il Messina, mi voglio riproporre perché lui era. E dico fagli prendere la squadra a Massimino e poi vediamo. Dopo che hanno fatto l'accordo con Messina e Massimino, dice ora dobbiamo prendere l'allenatore. L'allenatore c'è, ho detto io. Firma in bianco, lui Massimino quando sentiva la firma, porta, fallo venire subito a firmare. Ho portato la sera lui a firmare. È stata la fortuna sua e la fortuna del Messina. Del Messina. Sono andato in B. Avete il campionato allora. E poi lui faceva tanti. Quindi hai visto da vicino quello dello Schillaci? Totò Schillaci c'era già nel Sì. Messina. L'hai visto crescere? L'hai visto crescere? Sì, certo. Un episodio, un bel ricordo, un ricordo di quei tempi. Ecco. I ricordi sono stati tutti belli. Abbiamo vinto il campionato, poi siamo andati in B, poi io ho litigato con Massimino perché lui voleva fare padrone. E siccome alla Massimiliano è abituato che l'allenatore non dava la formazione se non arrivava lui. Io ero il capitano. E l'arbitro voleva la distinta, i ragazzi facevano Franco, ma chi si deve fare? E lo dite a me, lui usciva fuori, perché non poteva dare la formazione. Arrivava Massimino, allora entrava negli spogliatoi e allora dava la formazione. Oggi la danno sempre gli allenatori la formazione? Oggi che pensi Sì, così? per me sì. La maggior parte sono gli allenatori che comandano. E invece loro, siccome la Massimiliana era propria, era sua, quando è venuta a Messina dico ma qua la squadra non è tua, la squadra è della città di Messina e dei messinesi, dei tifosi, non è squadra tua. La facevo quello che volevo perché non avevano contributo, la squadra era Massimiliana chiamata, quindi lui comandava. Qua devi dare conto a una città che ho detto io. Non sei tu il padrone della squadra. Cosa manca secondo lei al calcio di oggi, di quei tempi, che potrebbe dare maggiore valore al calcio? Cosa manca? Cosa si dovrebbe fare a meno secondo me? Dei procuratori. È quello. Ora La rovina del calcio sono stati procuratori ma tu hai visto, e legge Bosman. ma tu hai visto Donnarumma ora? Il Milan ti ha cresciuto, 10 milioni ti di ha euro in più. cresciuto, ma tu devi sì, baciare, ma perché devi firmare ma subito, scusa un attimo, citatemi ma quello se che prende volete. 8 milioni anziché prenderne 10, che Non non lo so. arriva a fine mese, Non lo so. forse non arrivava a fine mese. Non si fanno quelle cose, è una società che ti ha Dai, uno ti ha cresciuto. Avevi 15 anni quando sei andato là, Ma gli non puoi fargli fare. hanno dato la casa ai genitori per farlo stare vicino a lui, che era piccolino. Ma gli hanno dato 1 milione pure al fratello, il fratello non sa manco dove pure il ritirare. fratello. Il fratello. Già se ne voleva andare 2 anni fa, se ricordate bene. La rovina del calcio sono Non i si procuratori. fanno quelle cose, C'è non si fanno. quello suo, il procuratore di Donnarumma, che secondo me non sa né parlare né sta zitto, eppure guadagna più di un giocatore. E questa, la rovina del calcio sono stati loro. Sì, sono stati loro. Una volta andavi tu a parlare col presidente, facevi il tuo contratto, se ti stava bene, bene, se no ti davano a Canicattì, ti alzavi a Canicattì. Se Dio ancora avanza i soldi del Messina. Lo so, io hai ragione.
Passiamo al signor Lucentini. Allora, io Benito Lucentini, siamo tutti della stessa classe, siamo cresciuti insieme con il pallone, allora io mi sono fermato subito, come dilettanti diciamo, ho iniziato a lavorare meno male, però ha continuato mio fratello Angelo Lucentini, ha giocato in promozione anche con Rodi Rosso, con Michelangelo ha giocato insieme pure, e poi il Taormina, Tauro, diciamo in promozione, Serie D, Angelo Lucentini che è venuto a mancare 2 anni fa, e quindi diciamo la mia presenza è maggiormente è per mio fratello Angelo, anche se il calcio lo seguo da ragazzo e conosco anche i giocatori ancora più anziani di loro, cioè i livelli di Pelonari, Zappetti, Salerno e tanti altri del Messina, Ciccolo, Orlando, di cui sono amico. Lucio, sono amico, ci sentiamo telefonicamente, ci vediamo. Adesso c'è Mariano Melonare che proprio 2 o 3 giorni fa al Faro che fa i bagni, ecco, e da un momento all'altro mi incontrerò anche con lui. Renato Cartillo, che mi sento, Gino Zappetti che abita sotto casa mia, sin da allora diciamo sono sempre in contatto con questi amici grandi che hanno fatto grande il Messina insieme a Michelangelo Sulfaro che nel 1962, quando ha iniziato nel Messina per 3 anni, ha lasciato diciamo un'impronta. Completiamo la tribuna con Angelo Rodirosso. Come ci sintetizza la sua carriera? Ma io, a differenza degli amici qui presenti, Michele e Franco, ho iniziato a fare la trafila un po' come loro, nel senso che all'età di 14 anni sono arrivato nel Messina Ragazzi e poi diciamo mentre alcuni hanno avuto l'opportunità e la possibilità di continuare e diventare professionisti, io diciamo che la mia strada è stata sul dilettantismo, anche perché avevo un lavoro, diciamo quasi subito ho trovato un impiego statale, per cui dovevo fare una scelta. La mia scelta è stata quella di continuare a giocare nel calcio dilettantistico e mantenermi il posto di lavoro, tra l'altro è un posto statale, per cui oggi io sono un pensionato dello Stato. Io ho un po' di rammarico per certi aspetti perché il calcio, diciamo, io lo amavo, era una mia passione, però da un altro punto di vista adesso mi godo la pensione. Ripeto, ho giocato per tanti anni in promozione, in prima categoria e penso di aver lasciato un buon ricordo. E quale squadra? Questo aspetto. Ho giocato nella Rodi Rosso, Taormina, ad Augusta, sono andato un periodo a Villa San Giovanni, ma basta, poi queste sono state le mie squadre. Dimenticavo, quando ho detto che ho iniziato come loro, che anche io sono passato da Balastrelli, dal grande maestro, che è indimenticabile da questo punto di vista. Ma pensa giocava con i ragazzini, allora lui era in panchina, le faceva entra. Il maestro lo lanciava e chi esce? Entra, non vedi che l'arbitro è un cretino, non se ne accorge, e giocavano 11 contro 15. Ricordo un passaggio di Barcellona, Ci ci fu un certo arrivo di Messina, noi, uno dei fratelli, un altro arrivo giornalista, non se ne accorge, e il giornalista non ci cadeva tutti i capelli, era un bravino. Comunque ha fallito un gol fatto, ma Barcellona si fatti la prossima volta ti sposta la porta, ci disse. Faccio di rigore, io vado a tirarlo, ero il rigorista, lo volevo tirare come sicuro, inciampo e il pallone fa 3 metri. Apre di cielo, non ti dico quello che mi ha detto, tirando pietre, cose. Subito dopo, nella stessa partita, calcio di rigore a favore nostro. Io mi giro e me ne vado, no? Dove vai? Mi ha detto, Pecorone, ritorno indietro. Ho detto, maestro, vai a tirare il calcio di rigore, come lo sai tirare tu, e non come hai fatto prima. Ho messo la palla, tu sai che io avevo un buon tiro. Tum, 1-0 e via. E finiamo la partita.
No, era... Donia, ringrazio magari per chiudere, magari un ringraziamento. Nino, chiudiamo ringraziando questi ennesimi illustri ospiti che portano ancora grandi emozioni e grandi ricordi al Museo Calcistico Siciliano di Nino Donia. Ho fatto una cosa bella, tutti mi dicono che cosa, poi avere questi personaggi accanto a me è una gioia immensa. Non pensavo mai di arrivare a avere a Sulfaro un giocatore Per di me, Serie A. penso pure per gli altri, è Tutti stato un piacere. tranne uno. No. E certo, ho fatto stato un piacere. dalla Lega Giovanile fino a Serie A. Avere a Polizio, io lo vedevo giocare da 9 quando giocava in Campo Longano, perciò figurati montavo che seguiva la Polizio. Nel 63. 63, Il sì. piacere è pure nostro, guardi, cosa che oggi purtroppo il calciatore non capisce. Una cosa del genere che la gente ancora se ti vuole bene e ti rispetta. Ma Michele, io perché non ho potuto più A me ancora, ti dico la verità, a me da Vicenza ancora mi chiama. Perché ci sono un rapporto. Perché ho lasciato dei buoni ricordi, cosa che oggi non succede. No, non succede. No. Io ho giocato a Oggi, ad esempio, io vado a Formello, a Roma, al coso della Lazio. 16 anni a Castrovilla, Devo lasciare la patente. che allora era lì Ma che si ragazzi miei, giocava. ma io in questa squadra Andavo so a giocare. giocare. Infatti eravamo io e Orti, dice lasciate la patente per entrare, lasciamo la patente. Sì, gira la macchina e andiamocene, io ho detto, via, andiamocene, via, Io ho la foto con Chinaglia. Giorgio. Giorgio Chinaglia. Siamo arrivati nel 69 insieme alla Lazio. Con Chinaglia, c'ho la foto con Chinaglia. Io con la Massimiliano ho giocato un po'. Dov'è? Dov'è? C'era Pinaglia, Wirz. È morto il 1° aprile. Il 1° aprile è morto. Ma te l'ho detto io in macchina Ma te lo prima. sto ripetendo. C'ho la foto pure con Massimo Mauro che mi dà la coppa. Ci ha fatto il pesce d'aprile, ci ha fatto. Grazie ai Grazie a illustri voi. ospiti, grazie. Grazie a voi. Grazie. A conclusione della visita dei prestigiosi ospiti al Museo del Calcio Siciliano di Nodonia, Giovanni Rodirosso ha consegnato a ciascuno di loro una targa ricordo. Allora, questo è da parte degli amici ex degli anni 60-70, diciamo così, gli consegniamo questa targa a Nino Donia. Grazie. Grazie Giovanni. Grazie Giovanni. Giovanni è uno dell'artefice di questo museo. Poi Nino li consegna. Allora, ora Nino, in qualità di Presidente. presidente, Ecco, Sulfaro. questo consegna piano piano le foto ai nostri ospiti. Un piacere. Il piacere è stato nostro, grazie di tutto. Grazie. Bello sta mattonetta. Lucentini. Lucentini. Lucentini, Avanti. Grazie. Bella, sì. Carina come... Polizzo. Franco Polizzo. Grande mezzala. Grazie. Ma guarda che Grazie. la Cometta ci siamo incontrati tante volte. Se lei a Cometta d'estate. Angelo Io Roderosso. sempre là a Rometta, In che sto zona? 3 mesi almeno. Che ho un marcato Angelo Roderosso. Sai, Voi in che arrivato- zona sta? Siamo persi, Però con la due non ha benefici. ne ho fatto qualche altro. Domani sera sono a Cometta che sono invitato da un sacco di amici parenti. Sì. Sai c'è la guardia della squadra foreste. Con sommo piacere mi trovo in mezzo a tanti amici ai quali dedico la mia presenza. Guardi, faceva pure sempre